Rieccoci ritornati nel mio salotto, continuiamo con le domande, anche perché purtroppo il tempo sempre stringe, mi danno sempre pochissimo tempo purtroppo, niente. Continuiamo con Daniela, le chiedo appunto, che stavamo un po' parlando di quando una persona inizia, soprattutto un'alimentazione sana, qual è lo sbaglio, gli errori più comuni che vedi fare? Beh, allora, la cosa principale che vedo fare è che vogliono tutto subito. E non è possibile, perché prova a pensare, hai mangiato male magari per 30-40 anni, non è possibile poi ritornare in forma in un giorno, una settimana, e non rimangono in contatto con me, perché il servizio che offro io è 7 giorni su 7, quindi qualsiasi dubbio, domanda, cosa posso mangiare, cosa non posso mangiare, come posso prendere questo integratore, io ci sono. Quindi l'errore che fanno è non mettermi al corrente di quello che stanno facendo. E un terzo errore che vedo molto spesso è: dopo una settimana mollo perché non funziona. Però la vita ci insegna un po' in tutti i campi che quando si vuole un risultato bisogna comunque avere la pazienza, continuare, la resilienza, la costanza. Mi viene in mente una scena che avevo visto in un piccolo video, dove un velocista disse io mi sono allenato 5 anni per correre 10 secondi. Ecco, questo è un po' l'esempio che mi piace fare anche alle miei clienti, quindi è importante questo, è importante credere in quello che stiamo facendo, soprattutto avere una motivazione, cioè perché voglio ritornare in forma, perché voglio risolvere quel problema. Quando si ha una forte motivazione, si è anche più diciamo che abbiamo anche una voglia anche più forte di andare avanti, quindi una voglia di raggiungere l'obiettivo a tutti i costi. Sì, proprio così, anche perché, come stavi dicendo prima, ci vuole soprattutto costanza, e a volte le persone pensano che dopo una settimana, anche se a volte sono anche persone che non mangiano niente pur di arrivare a quel peso ideale, che è sbagliatissimo. Sì. Anche perché se tu non mangi, siamo un po' come i cammelli, tendiamo a trattenere. Quando il corpo ha paura che tu non gli dai più la nutrizione o comunque quello che ti serve, il corpo trattiene, anziché fare un lavoro normale, come di consueto, come un organismo si comporta abitualmente, fa un lavoro opposto. Quindi non mangiare è la cosa peggiore che si possa fare, soprattutto quando si ha l'obiettivo di perdere peso, di tornare in forma. E che consiglio daresti a chi vorrebbe iniziare questo percorso, soprattutto anche per chi ci sta guardando da casa, che consiglio magari potresti dargli in questo momento, che magari qualcuno che vorrebbe iniziare ma non sa come fare quel passo in avanti, no? Allora, il consiglio che posso dare è sicuramente contattarmi. Perché insieme possiamo anche capire quali sono le sue esigenze, qual è il percorso migliore da affrontare, anche perché i miei percorsi sono personalizzati, come una sarta che cuce su misura un vestito addosso a una persona. La stessa cosa è qui, quindi capire un attimo quali sono i suoi obiettivi e accompagnarla poi anche durante tutto il percorso. Quindi questo è sicuramente un consiglio che posso dare. E poi, come dicevo prima, farsi prima la domanda: perché voglio quel risultato? Questo è molto importante. Sì, perché ci sono tante persone anche che vedo che mangiano anche per stress, nervoso, no? Quindi vanno a buffarsi. Sì, i motivi per cui una persona mangia sono tantissimi. Adesso io non sono una psicologa, però alle volte parte anche tanto dalla mente, dalla testa, qualche problematica, quindi a volte si rivolgono a me persone veramente di tutti i tipi, che o non mangiano o mangiano troppo per qualcosa che è successo nella loro vita e che vanno a compensare un po'. Perfetto, grazie mille Daniela. Dopo comunque parleremo un po' di progetti per il futuro, no? Passiamo la parola a Claudio Rigo, come avete prima, direttore commerciale chimico-farmaceutico. Stiamo parlando di questo succo miracoloso e, ripeto, che ho detto anche prima, per chi ha una pianta aloe deve ritenersi veramente fortunato, perché si può fare di tutto, dai capelli alla pelle, al viso, al corpo, alle anche scottature, no? L'aloe serve veramente a tutto, e soprattutto anche all'organismo. Le chiedo, signor Rigo, perché aloe è considerata un ingrediente così prezioso per il benessere e la cura della pelle, secondo lei?
L'aloe è una pianta che dà idratazione alla pelle, antiossidante, rinfrescante, la morbidezza viene proprio dalla questa pianta. questa pianta. E questo succede sia sulla pelle, che è l'esterno del nostro corpo, ma anche all'interno. Certo. Gli organi vengono rinfrescati, idratati, eccetera, e quindi funzioneranno meglio. È una pianta che è usata da sempre, dall'antichità. Noi conosciamo gli egiziani, la usavano. Sì, a volte le piante naturali sono quelle che hanno più benefici. Hanno più benefici, sono conosciute da sempre e sono anche utilizzate sempre meglio. Questa pianta è stata utilizzata anche in Italia, diciamo, come vaso da tenere all'interno d'inverno, purtroppo, no? E serve per le scottature, quotidiane o quotidiane, il sole, ripararsi dal sole, rimediare ai danni che produce anche il sole. Esatto. E quindi tutto questo che abbiamo messo nei vasetti, nelle bottiglie, abbiamo cercato di mettere dentro queste proprietà, perché sono quelle fondamentali che può dare l'aloe. Anche perché lei è riuscito anche a far sì che non abbiano parabeni, senza profumi sintetici, no paraffina, quindi veramente senza coloranti. Tutta la chimica che conoscevo da sempre ho dovuto dimenticarla, perché qui dentro non c'è niente di chimico, c'è tutto naturale. Esatto. Per esempio un addensante che c'è in qualche posto è una pianta che addensa l'aloe, cioè non è un addensante chimico che si trova più facilmente e costa meno. No, ma infatti si sente che è in odore, cioè sa proprio da aloe. Ecco, e gli odori sono quelli delle piante naturali, bravissimo. Questi vasetti contengono solo prodotto naturale, cioè soprattutto aloe, ma ci sono anche altre piante che hanno effetti analoghi o particolari, e quindi, ma sempre viene naturale. Si può dire questo è un prodotto naturale, assolutamente. E che consiglio darebbe a chi vorrebbe magari avvicinarsi per la prima volta ai suoi prodotti? Perché ci guarda adesso in questo momento? Ma sento dire, ma io ho la pelle che è screpolata, io ho la pelle che ha le macchiette, ho la pelle che ha i brufoletti, eccetera, o le lentiggini anche, no? Ecco, allora io dico, senti, prendi questo aloe e spalmalo 1 o 2 volte al giorno. Piano piano i risultati ci sono, perché una volta li conoscevo perché li leggevo anch'io sui libri, eccetera. Adesso li conosco perché ho le risposte delle persone che mi ascoltano. E sono molto contento per questo. Addirittura è una cosa che fa bene per i dolori, cioè elimina almeno il dolore istantaneo, o anche un dolore che rimane nel corpo per qualche ora. Lei, mettendo il comfort gel, ha un comfort, quindi sta bene. Sì, basta una piccola quantità e si sente già la differenza, spalmata sulla pelle, e si ottiene un buon risultato. Perfetto. Continuo ad avere recensioni veramente ottime. Ma soprattutto se mi vedono, dammi un po' di roba, basta che domani ti do. Esatto, volentieri. E sono contento quando sento che riesce a fare qualcosa. Poi lei sa che il nostro prodotto è legato a lo facciamo a una società che è Benefit. Cioè anche questo mi convince di andare avanti. Che si chiama CREC SRL, Società Benefit. Tutto quello che noi guadagniamo o guadagneremo, perché adesso guadagniamo, ma guadagneremo, sarà mandato tutto in beneficenza, completamente in beneficenza. Bene, sono perché contenta. Pensiamo che le persone bisogna fargli bene con le assolutamente medicine, ma anche purtroppo più che altro ci torna indietro dopo tanto bene, no? Esatto. Complimenti. Dopo comunque parleremo un po' degli obiettivi prossimi dell'azienda Aloe Regina Flora.
Va bene. Grazie signor Bene. Claudio, grazie veramente. Passiamo la parola a Roberto Giuffre, che sono arrivati questi magnifici prelibatezze, che lascio la parola a Roberto perché veramente ci deve raccontare dalla A alla Z come sono fatti, ok? E perché li avete chiamati così? Allora, I Margherini, Marghe- perché noi siamo Margherini, gli abitanti di Marghera si chiamano Margherini, ok? Quindi gli ho dato il nome degli abitanti di Marghera. Ecco. Ci sono i Margherini, i Margherotti, abbiamo anche i Margherotti, però quello è un altro dolce, lo spiegheremo la prossima volta. I Margherini praticamente abbiamo creato un quadrato, mentre stampavamo quelli normali, abbiamo fatto questi Krafen quadrati, a un certo punto li abbiamo esposti in negozio, la gente non gliene poteva fregare più di niente perché erano semplici quadrati con lo zucchero. Allora ho detto proviamo a tagliarli perché erano troppo grandi. Io ho tagliati, li ho messi là, praticamente una volta che erano stati esposti, che si vedeva la crema dentro, tutti volevano Cambiato. quelli. A un certo punto noi abbiamo cominciato a tagliarli tutti. Allora oggi siamo partiti con 20, 30, 40, 50 fino a farne addirittura 2000, Wow. 2000 al giorno, 2005, 3000 al sabato e 3000 a domenica circa, dipende dai periodi. E è semplicemente un Krafen con l'impasto che si faceva con la ricetta di mio zio Ivano negli anni 85, si chiamava Claff, o che lo chiamavano Claff, però sarebbe il Krafen, che era rotondo, che si sentiva quando andavamo nelle spiagge di Jesolo, si sentiva questo profumo, questa cosa. Però quando si comprava, che si mangiava, dicevano, tutti quelli che lo assaggiavano, dicevano, è buono, però secondo me mancaria un fiato di crema. Allora io ho fatto una invenzione, io ho aggiunto crema, tanta crema. Quindi, oltre ad averla messa in mostra, ho praticamente raddoppiato la dose di crema, l'ho trasformata in crema chantilly, mentre quella originale era pasticcera. Poi l'abbiamo praticamente confezionata con queste scatole riciclabili al 100% e riutilizzabili. Ok. Quindi queste scatole posso Perfetto, utilizzare per mettere sì. delle cose in frigorifero. Già la vedo la diverse crema, volte. la intravedo. Questa è un'azienda a livello mondiale che ha 3.000 dipendenti, si chiama Guilin, ok? E noi collaboriamo con loro perché ci forniscono queste scatole e la gente è contenta perché il prodotto è protetto, ha una certificazione alimentare, una lista di ingredienti e anche gli allergeni e quindi il servizio è velocissimo, quindi il cliente digita sul totem il prodotto che vuole e la commessa consegna il prodotto, sono confezioni da 2, da 4, da 6, da 10, da 20, da 30. Stiamo inserendo un e-commerce, quindi il cliente può comprare col cellulare il prodotto a distanza, prenotarlo, mi arriverà un looker la settimana prossima o forse questa, stiamo aspettando che arrivano, è già pronto consegna, è già 4-5 mesi che l'abbiamo fatto modificare con le nostre esigenze. Quindi il cliente quando prenoterà il prodotto, perché nel distributore non c'è sempre il prodotto, lo trova, però siccome c'è gente che arriva da lontano, mentre con questo sistema di vendita su prenotazione con un codice che noi daremo riescono a prendere il prodotto dentro questo looker, quindi daremo un ulteriore servizio ai nostri clienti. Ok, ho visto che comunque la sua pasticceria ha cambiato veramente tantissimo. E quanto conta oggi innovare mantenendo tradizione secondo lei? L'innovazione è molto importante, difatti questo ha fatto successo perché è una cosa innovativa, molto semplice, però quando abbiamo visto che il prodotto andava alla grande, la cosa che abbiamo fatto subito, immediatamente, è registrare il marchio. Il fumettista che ci ha disegnato questo brand è molto carino, è un fumettista che lavorava per la Walt Disney e quindi ha trasformato il disegno in un pupazzetto, quindi anche i bambini apprezzano molto questo brand. E praticamente l'innovazione non deve fermarsi solo a questo prodotto. Noi abbiamo registrato altri 7 prodotti che andranno venduti prossimamente, che sono molto simili a questo ma non identici, perché ho visto che ci stavano copiando, allora abbiamo cambiato i tagli, abbiamo cambiato le forme, abbiamo fatto qualcosa di intelligente per tenersi il nostro
il nostro marchio, disegno modello, e siamo riusciti addirittura a bloccare alcune aziende che ci stavano copiando, e poi ci saranno gli avvocati che interverranno perché è nostro, Ok. il prodotto è nostro e va tutelato. E quali sono oggi le sfide più grandi per chi gestisce soprattutto una pasticceria artigianale oggi? La sfida più grande è la mancanza di professionisti. I pasticceri sono in fase di estinzione, perché ormai quelli che sono rimasti, che continuano a fare questo mestiere, hanno una certa età. I giovani pasticceri purtroppo qua nel nord hanno cambiato mestiere col Covid, perché si sono accorti che è un lavoro di sacrificio, Sì. e quindi purtroppo hanno fatto queste scelte. Noi ci siamo trovati in difficoltà per mancanza di personale, quindi abbiamo dovuto obbligatoriamente aggiungere la robotica, quindi il prodotto verrà industrializzato artigianalmente prossimamente. Certo. Avremo un sistema di produzione robotica, ma con calma, insieme stiamo studiando per poi riuscire a produrlo con non la professionalità ma con la manualità, quindi ci serviranno solo delle persone che avranno la manualità, ma non più il pasticcere, perché il pasticcere purtroppo i pasticceri non ci saranno più, soprattutto qua nel nord. Speriamo che con la scuola che stiamo preparando, un'altra cosa che stiamo preparando, le Giuffre, è una scuola di formazione per extracomunitari, quindi il futuro sono loro. Andremo a prendere queste persone che si stanno improvvisando nel mondo della pasticceria, ma non sono preparati a fare questo, perché non tutti rispettano normative igieniche e sanitarie, piuttosto che la manipolazione degli alimenti in un certo modo, bisogna rispettare le normative, gli allergeni e tutto quello che riguarda la somministrazione, quindi bisogna fare dei corsi di formazione mirati, e se forse grazie a loro riusciremo a salvare la pasticceria futuristica, perché ci sono veramente delle brave persone che vogliono fare questo lavoro, però dobbiamo insegnargli la tecnica di lavorazione, semplificando e non inserendo l'arte, perché l'arte sta scomparendo purtroppo, e queste persone sicuramente entreranno nel mondo della pasticceria e salveranno le pasticcerie del nord, mentre nel sud invece c'è pieno di pasticceri. L'arte, la pasticceria del sud è una tradizione che continuerà sempre, perché viene tramandata da padre e figlio, quindi i problemi giù sono molto meno difficili dei problemi che abbiamo qua al nord. Va bene, dopo comunque parleremo un po' degli obiettivi che hai in mente per la pasticceria Milady. Grazie comunque per questa sua intervista. Passiamo la parola a Ginevra. Hai pensato al nome? Sì. Al cavallo. Dai, dimmi, che siamo tutte a orecchie. Allora, dream, che significa sogno. Sogno. E il tuo sogno più grande qual è? Allora, so che hai realizzato quello dell'equitazione. E qual è il sogno, altri sogni che hai in mente? Beh, il sogno più grande riguarda sempre l'equitazione, diciamo, che sarebbe avere un ranch, maneggio, dove posso gestirlo e insegnare. E insegnare alle altre persone ad andare a cavallo? Sì. Ma tu ai bambini insegni un pochino? Ogni tanto magari qualche tua amica che viene a vederti, li spieghi un po'? Allora, dove sono io facciamo, io di solito faccio il sabato, dove c'è l'orario delle 10 e delle 11. Io vado ancora alle 11, però forse poi mi sposterò alle 10. Le 11 ci sono le bambine delle 10 che aiutano noi delle 11. Quindi per il momento non sto insegnando a nessuno per il momento. No, ma magari qualche tua amica che vorrebbe magari anche lei intraprendere questo tuo sogno. Ma spiegami un po' come funziona un tuo allenamento. Come funziona l'allenamento quando arrivi là dal cavallo? Quando prendi il cavallo, arrivi lì, ti prepari, ti metti, non so, le tue cosette. Sì, di solito quando arrivo i cavalli per il momento sono già pronti, si iniziano a cavalcare, poi si fa un giro per riscaldarsi, degli esercizi per il riscaldamento, e poi si iniziano a fare tutti gli altri esercizi per... Ma guarda che non è semplice andare a cavallo, sei molto brava, perché sono grandi.
Sono grandi. E salirci ti dà una mano qualcuno anche perché... Sì, la mia istruttrice che si chiama Caterina e anche per scendere mi aiuta un pochettino. Sai che anche a me piacciono tanto i cavalli perché sono tanto spirituali. Cavalli spirituali, senti, li guardi negli occhi, hanno questi occhi grandi. Cosa vorresti dire magari a un bambino, un tuo amico che vorrebbe iniziare a fare equitazione? Che consiglio gli daresti? Se ha un po' di paura, di stare calmo perché i cavalli sentono un po' la paura se hai paura o le altre tue emozioni, quindi se sei calmo anche il cavallo è calmo, se hai paura anche il cavallo ha paura. È vero? Come nella vita, no? È un po' la vita così. In questo momento tu non hai mai avuto paura e si vede, bravo. Bene, grazie a tutti gli ospiti, ci vediamo ancora tra un pochino, adesso mandiamo in pubblicità che dopo così li salutiamo. A dopo.